Buonasera e benvenuti al Pala Don Bosco, un saluto da Davide Sgroi, partita valevole per l'11ª giornata di questo campionato di Serie C1, calcio a 5, futsal, partita fra 3M e 89ers, padroni di casa, in completo verde, ospiti in maglia gialla. Andiamo a leggere rapidamente le due rose a disposizione delle due squadre. 3M che hanno a disposizione Virruso, Affaticato, Calvaruso, Palazzotto, Capitan Puspi, poi Pettone, Denisi, La Rosa, Nicolosi, Runfolo, Ricotta e Minnone. Rispondono gli ospiti invece con Capitan, Settimo Lapi, poi Compagno, Marineo, Megna, Strongoli, Pennino, Zappulla, Marra, Vassallo e Giglio. Partita assolutamente ad alta quota in questo campionato, con gli ospiti a pari punti al secondo posto con l'Athletic Club, che vogliono andare a raggiungere lì su il Palermo Calcio a 5, padroni di casa invece che sono poco sotto. 3 punti oggi sarebbero importantissimi per addirittura andare ad agganciare gli 89ers, che però arrivano da 7 risultati utili consecutivi, in super forma. Gli uomini del Capitan Lapi adesso si motivano, le due squadre tutti raggruppati nelle panchine. Li sentite, i padroni di casa carichissimi che tornano oggi fra le mura amiche dopo la brutta sconfitta con l'Atletico Monreale. Oggi si devono assolutamente riscattare davanti ai propri tifosi. Andiamo rapidamente a vedere quali sono i quintetti titolari per gli 89ers. Marineo in porta, poi Pennino, Lapi, Megna e Strongoli. Adesso aspettiamo anche il quintetto del 3M per vedere chi partirà titolare fra le fila dei padroni di casa. Sono già schierati invece gli ospiti da qualche secondo. Vediamo anche chi andrà a battere e a giocare il primo pallone di questa partita. C'è sicuramente titolare per il 3M La Rosa, poi Ricotta, Denisi, Affaticato e Virruso in porta. Aspettiamo soltanto il fischio di inizio e si può cominciare adesso con il match tra 3M e 89ers. Giocano il primo pallone del match, subito sull'auto di destra. Ricotta va sul fondo, non va dentro da Denisi, da La Rosa invece per lo scarico, colpito in pieno. Scusate, era Pennino che ha rischiato tantissimo, poi col rinvio buttando il pallone. Qua Lapi per il triangolo, Lapi con la punta, subito la prima risposta da parte di Virruso che mette il calcio d'angolo, ma Lapi aveva scambiato benissimo con Megna, poi ancora dentro c'è bene Virruso. Super triangolo tra Lapi e Megna che si sono accesi, 3 tocchi e subito a calciare il capitano che qua non riesce a intervenire sulla Rosa, che passa ancora. Marineo, risposta e da un lato e dall'altro, ma il match è iniziato con un ritmo forsennato. Subito 2 occasionissime, hanno risposto bene, da un lato Virruso, dall'altro Marineo. 1 minuto di gioco, è già accesa la partita. Lapi si appoggia da Pennino, Strongoli, Pennino, si chiamano tanto gli uomini in maglia gialla. Lapi appunterà Affaticato, ancora Pennino. Adesso si studiano un po' le due squadre dopo un inizio
folle shock a 2000 e due grandi occasioni per sbloccarla da entrambi i lati. Hanno già preso la scena i due portieri, la voleva prendere anche la Rosa che aveva fatto un'azionissima, partito praticamente dalla sua area di rigore, proprio qui il 13 a ricevere, ad andare centralmente, poi l'angolo di tiro era molto stretto, è stato colpito in pieno Marineo che però ha risposto presente. Qui si addormenta per un attimo Megna che rischia tanto, poi accelera, su affaticato si deve fermare, Ricotta prende il tempo a Pennino che lo mette giù, calcio di punizione giusto a mio avviso, si è aggrappato il 26 al 27, era scattato bene Ricotta, c'è affaticato sul pallone. Vediamo se andrà a calciare soltanto Pennino in barriera per Marineo che vuole vedere partire il pallone. Ha faticato, è una sponda per la Rosa che controlla con la suola, poi perde un attimo il controllo del pallone, non l'hanno sfruttata benissimo i padroni di casa questo calcio piazzato. Ha chiuso Megna, si riparte da Denisi che sposta Marineo, risposta da gigante del numero 20 che mette in calcio d'angolo. Ci ha provato stavolta Delisi, ha spostato il pallone sul destro e ha calciato, attento, ancora una volta l'estremo difensore gli 89ers che fa già il terzo intervento, ancora una volta sulla Rosa, il secondo invece sul numero 13. Partita che è iniziata alla grandissima per i due portieri subito impegnati, soprattutto Marineo, però stavolta il Trem vuole condurre il gioco. Qui Lapi soltanto per un attimo si riparte da Virruso che vuole andare lungo con le mani, De Lisi spalla la porta a sfidare Megna, Lapi a raddoppiare e a guadagnare rimessa laterale. Megna facile a Pennino, si allarga Marineo per giocare, niente parla per lui, si allarga da Strongoli che ha già giocato su Pennino. Megna, Strongoli, ancora Pennino, si abbassa Lapi, servito adesso, ancora Pennino, Lapi spalla la porta, si appoggia, poi Megna, giro palla, Strongoli, Pennino, ancora lui a sfidare Ricotta, sposta, è passato il 26, tacco di Strongoli, ha chiuso la Rosa, poi ancora a recuperare Strongoli per vedere Lapi che saggiamente mette calma, ordine e decide di ricominciare. Ancora Pennino, si muove da primo punto adesso Strongoli, si abbassa Lapi, servitora. Sposta ancora l'11, Delisi gliela ruba con l'aiuto di Ricotta, si lotta a centrocampo, ha recuperato Pennino, maglia forse tirata da parte di Delisi, l'ha vista il direttore di gara posizionato qui sul lato destro del campo, si voleva aiutare forse con un po' troppa di esperienza Delisi che ha tirato la maglia di Pennino che adesso sistema il pallone, vuole andare a calciare. Punizione giusta per gli 89ers, soltanto Ricotta in barriera per Virruso, carica Pennino, destro, raso terra, Virruso smorza bene il pallone e lo tiene lì a ripartire la Rosa. Ricotta spara la porta, ricomincia da affaticato, ancora Ricotta a far scorrere per la Rosa, si muovono bene quelli del 3M, poi affaticato, ha cercato di velocizzare l'azione per andare a chiudere il triangolo lungo con Ricotta, era complicato, troppa potenza, il pallone regalato ai gialli che riordinano le idee. Lapi si deve appoggiare perché è triplicato, riservito adesso l'11 sempre spalle alla porta, complicato per lui giocare in questa
situazione d'attacco, qua sbaglia tutto Pennino, riparte affaticato, sposta e allarga dalla Rosa, vale però stavolta il centrale del 3M che mette palla fuori. Pennino allunga, velocizza, l'azione è passato, Pennino aveva messo tanto per Strongoli che aveva appoggiato a rete ma era tutto fermo, si è portata fuori Pennino che però aveva accelerato bene, affaticato Virruso, scatta in profondità alla Rosa, visto, servito, Megna forse ha preso un colpo in faccia da Lapi, poi Marineo si trova addirittura alla sua porta. Sto calmo, il suo mister ha buttato un po' stesso il 20, non abbiamo capito la giocata, sembrava quasi che si fossero fermati gli 89ers per il colpo involontario di Lapi al suo compagno. Intanto Delisi, doppio passo, chiude bene Pennino, rimessa laterale che batterà Delisi, affaticato Virruso, Isaac ora gli deve andare in lungo con la testa Strongoli, Pennino con spazio riesce a girarsi sulla posizione di Strongoli, servito bene, poi col pallone verticale c'era lo spazio ed era ottima l'idea di Pennino, è uscito bene Virruso qui a lottare Lapi e la Rosa, chiude bene Lapi che non molla un centimetro. Affaticato Ricotta, punta Pennino, non passa, non arriva a Delisi che comincia da affaticato, la Rosa, Ricotta, sempre punta, 1 contro 1 destro, deviazione puntuale di Pennino che non lo fa passare. Laterale batte Delisi, colpisce in pieno Strongoli e ora guadagna calcio d'angolo, già toccato all'indietro da affaticato che però spara alto. Strongoli, Pennino, Megna, Pennino ancora, Lapi, tiro palla solito per gli 89ers che non si deve giocare, questa persona manata Pennino che si ferma, non c'è nulla secondo il direttore di gara, si trova Delisi, lotta come Lapi che gliela ruba e riparte, e gli rimane il pallone sotto e perde il possesso il numero 11 e allora Delisi a ripartire, sempre 1 contro 1 con Pennino, si rinnova il duello sinistro, ancora Pennino a mettere il piedone e a mettere il calcio d'angolo. Batte sempre Delisi, secondo palo la Rosa al volo, ha sfiorato il palo della porta di Marineo, si era coordinato bene però il numero 13 lasciato colpevolmente solo da parte della difesa degli 89ers, hanno concesso il tiro al 3M che per poco non metteva dentro il pallone dell'1-0. Pennino, Lapi si riappoggia a Pennino e si muove in profondità, servito da Strong che poi si va a riprendere il pallone, ancora il 25 affaticato, in scivolata, gran chiusura, applausi da parte del pubblico per il numero 6. Prima Pennino calciato del sinistro, deviazione ancora di vista laterale, stavolta però dal lato opposto del campo. Batte un cambio, intanto nel 3M è entrato Calvaruso. Batte
Megna per Pennino, colpisce in pieno però probabilmente il suo capitano, riparte dall'altro lato, ricotta, è tornato Megna a rubare. Calvaruso però entra subito in partita e recupera palla. La Rosa, tanto spazio verso il centro, Strongoli però lo contiene e allora deve ricominciare il 3M. Ancora Calvaruso, il 7 gira dalla Rosa, poi si fa vedere, forse blocco, la Rosa sposta, calcia, Marineo ancora una volta a rispondere bene il numero 20, quarta parata del suo primo tempo, non sono passati nemmeno 10 minuti, già 4 ottimi interventi per l'estremo difensore degli 89ers. La Rosa ancora con la suola sempre a condurre contro Strongoli, sposta destra-sinistro, deve ricominciare da affaticato, sale il pressing degli 89ers e sbaglia, affaticato servendo male Ricotta che è riuscito a tenere il pallone in campo. Pressing alto del 3M, pallone avanti a cercare Zappul che prova la giocata, affaticato, lo mangia e ricomincia con tranquillità. Ancora affaticato, Calvaruso, poi sposta bene, Zappul è entrato alla grande, poi regalo, la Rosa, sposta sempre sul destro per cercare lo spazio per andare a calciare, allarga da affaticato che voleva mettere dentro, scivolata puntuale di Megna. Preso un colpo in testa Megna, batte Minnone, la laterale appena entrato il numero 28, la Rosa allarga ancora da affaticato, tanto spazio per calciare, sempre il 6 su quell'out di destra a spazio per il tiro, spesso e volentieri, e attenzione perché da lì può far male. La Rosa punta Zappul, ancora affaticato, sempre con tanto spazio, ancora Marineo a rispondere, ha alzato la saracinesca il numero 20, ha deciso che fino a qui non si passa. Ancora Mignone, ancora da affaticato, sempre lasciato troppo solo dagli 89ers. La Rosa punta Zappul, la manda al barra, calcia, la devia Marineo, poi con la testa anche Megna. Si salvano i gialli, ma il 3M ha alzato tanto il pressing e le occasioni offensive diventano tantissime. Adesso ha preso un colpo in faccia Marineo sul mancino di La Rosa che lo stava per battere. Si riprende l'estremo difensore e allora si può giocare con La Rosa che batte all'indietro da Minnone, affaticato, non sa chi giocare, deve tornare indietro da Minnone che va al suo portiere per evitare problemi. Si è lasciato Calvaruso per ricevere, Minnone non va di prima da affaticato, gioca da ultimo uomo, rischia tanto, gliela ruba Megna, poi ancora il 28 a recuperare dall'errore precedente, chiamato il time out da parte degli 89ers. Arrivano comunque gli applausi per i padroni di casa. Si riparte, entrano in campo le due squadre.
con un volto nuovo per il 3M, è entrato Cottone. Anche per gli 89ers c'è stato un cambio, è entrato Compagno. Pennino, ecco qui Compagno, primo pallone della partita per il numero 7. Pennino accelera, si ferma, non serve Strongoli, va da Zappul, si può vedere ancora quest'ultimo, poi Pennino da ultimo uomo rischia tanto e perde il possesso. La Rosa a ricominciare dal 10, si tratta di Cottone che gioca il primo pallone del suo match, poi la Rosa spinto forse da Compagno, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ancora una volta a recuperare bene Compagno, poi però mette un po' in difficoltà forse Zappulla che è costretto a mandare avanti. Virruso ha chiesto troppo, forse al suo destro voleva servire Calvaruso in profondità, è finito il campo però. Allora si può ripartire col pallone fiato a Marineo che ha già giocato da Pennino. Voleva Compagno il pallone, non si sono capiti Pennino e Strongoli, non sono riusciti a chiudere bene il triangolo. Cottone riparte da Virruso, movimento e contromovimento di Calvaruso, ancora una volta servito in profondità Marineo, altro super riflesso del numero 20 e calcio d'angolo, ma è un fattore in questa partita il portiere degli 89ers. Calvaruso all'indietro, il pallone forse troppo forte, troppo morbido, la Rosa perde il tempo di gioco. Cottone lo affronta Zappulla, regalato il pallone a Strongoli, uno con Minnone. Cottone a raddoppiare, non c'è nessuno però ad aiutare Strongoli, riparte Calvaruso all'altro lato, tanta confusione, adesso cerca di mettere ordine Compagno, che ballottare, c'è fallo da parte di Minnone, si chiarisce adesso con Pennino. 22 Compagno regala Cottone, quasi gliela ruba Zappulla, laterale 3. Banda chiara, Cottone, Calvaruso, spalla alla porta, Minnone mette palla sul sinistro, preferisce non calciare e allora da Cottone non si muove Calvaruso, servito adesso col pallone però orizzontale, rischiosissimo perché quasi gliela ruba Pennino. Giocano Calvaruso e Minnone, non devono rischiare questi palloni i padroni di casa. Qui ancora Cottone, quasi gliela ruba Zappulla, Minnone ancora da Cottone, Minnone da ultimo uomo, pressa altissimo Strongoli, si riparte da Virruso che vuole il pallone verticale, Calvaruso lo difende, poi va col tappo, lo ruba rischiosissimo questo intervento da parte di Calvaruso e giallo per il numero 7. L'aveva rubata Pennino e si stava involando uno contro Virruso, un po' telefonata forse la giocata di Calvaruso che voleva servire col tacco l'inserimento, la sovrapposizione di La Rosa, capito tutto, Pennino intercettato, stava ripartendo, messo giù con fallo giallo corretto per Calvaruso. Si incarica Compagno del calcio di punizione, va forte e raso terra, non si inserisce Zappulla, Virruso con le mani da Cottone, Minnone rischia tantissimo, quasi gliela ruba Strongoli che colpisce Cottone, gli ha levato addirittura la scarpa, come fa vedere il numero 10 e calcio di punizione per i padroni di casa. Cercano l'uno contro uno davanti i padroni di casa, lo concedono gli ospiti, ci sono sempre Calvaruso e Pennino là davanti a fare la lotta nell'uno contro uno. Poi Compagno la ruba La Rosa da ultimo uomo, è tornato Cottone a salvare, a risolvere un problema.
lo rischiano praticamente sempre questo 1 contro 1 da ultimo uomo i padroni di casa. Qui Virruso porta palla, gioca da Calvaruso, bella crocchetta su Compagno, poi Cottone, Minnone deve cercare la sponda effettuata adesso su Cottone, che però spalla alla porta, ha il problema di girarsi, si appoggia infatti a Minnone che deve sfidare Zappula, gliela ruba il 27 e poi porta avanti il pallone con la suola. Altro giallo per il 3M, l'intensità è altissima, altissima, prende il giallo Minnone e abbandona il campo, rientra Ricotta con il numero 27. Sempre Compagno sul pallone come in precedenza. Adesso però sono caricati due gialli pesanti i padroni di casa. Battuto corto stavolta Compagno, Strongoli, tanto spazio, attenzione, preferito non calciare. Compagno che si prendono proprio a Strongoli, però gli rimane il pallone sotto, riesce comunque a servire Zappula, gliela ruba Cottone che cerca il break, grande giocata col tappo, poi lotta Strongoli. Calvaruso mette il corpo davanti e guadagna l'inizio laterale. La rosa da Virruso, tanto spazio per il portiere del 3M che pensa alla conclusione, non l'ha effetto, sbaglia tutto, calcia Pennino, il pallone non entra, incredibile, stava segnando Pennino da un regalo di Virruso che era arrivato praticamente al limite dell'area degli 89ers, ha preferito non calciare, ha lasciato la porta completamente vuota. Pennino di prima con il sinistro ha colpito il palo dalla sua area di rigore, che rischio per il 3M, brivido lungo la schiena di Virruso e compagni. Ancora a giocare il portiere dei padroni di casa, glielo concedono gli ospiti. Ricotta tenta di spostare, gioca da Cottone, il pallone passa da Calvaruso, non lo molla Strongoli, si muove la rosa, toccato da Zappulla, poi il pallone che ha preso una traiettoria diversa. Ricotta prova a girarsi, ricomincia da Virruso che forse aveva già avuto il possesso in questa azione. Lamentele da parte degli 89ers, c'è stato un tocco però da parte degli avversari, da parte appunto degli 89ers, e quindi Virruso poteva giocare il pallone. Qua Calvaruso non si intende con Ricotta, poi Compagni, forse voleva fallo, Zappulla a giocare da Pennino che prova a spostare la rosa, lo chiude e gioca da Ricotta, Compagno lo mangia e chiude in laterale. Calvaruso, tocco verso Virruso, contro si è mosso Ricotta, puntato Pennino, si vuole tirare in mezzo a due, non glielo concede. Zappulla che recupera l'ennesimo pallone della sua partita, poi il Compagno con calma, tranquillità si riappoggia da Pennino, pallone però sbagliato verso Zappulla, è ripartito Ricotta, bel break del 27, Cottone dentro, se l'è fatto da solo Strongoli che mette dentro l'1-0 per i padroni di casa, anticipato sul secondo palo Calvaruso, se l'è messa da solo dentro il pallone. La squadra in giallo sono in vantaggio i padroni di casa, autogol completamente involontario da parte di Strongoli, molto sfortunati gli ospiti in questa occasione. Era una giusta chiusura difensiva quella del numero 25, sconsolato, lo vedete lì nell'out di sinistra, ha preso poi anche un colpo Ricotta che si rialza adesso, entra intanto in campo anche Vassallo per gli 89ers, non so però l'ottimo break
da parte di Ricotta, che ha recuperato un pallone praticamente nella sua area di rigore e l'ha trasformato in un'occasione nitida che ha portato al vantaggio dei suoi. Giocano adesso gli 89ers con Pennino, Bernardo solo contro Calvaruso, laterale a piede al 3 e time out chiamato dalla squadra di casa. Quattro al termine, come potete vedere sul tabellone di fronte ai vostri schermi, si riparte col possesso per il 3M con Vassallo e Marra appena entrati invece per gli 89ers. Famegna a lottare, Vassallo a giocare il primo pallone della sua partita, se l'è portato fuori il 29. De Lisi dalla Rosa, dove dà Calvaruso, non riesce a portare palla la Rosa, si è addirittura allargato il Ruso, il portiere, per giocare il pallone. La Rosa non l'ha servito. Qua Ricotta, bella sponda da Calvaruso, spazio per De Lisi che se lo creava sul destro, poi Suola col tocco all'indietro, un po' a metà fra La Rosa e Calvaruso. Qua ancora De Lisi, rischia sul pressing di Megna, poi si riparte da Virruso, verticale sempre da Calvaruso, stavolta a lottare con Vassallo e non più con Pennino. Ricotta si inserisce e poi ha cercato il pallone per Calvaruso, stavolta impreciso da parte del 27, che però qui è sicuramente il migliore dei suoi. Pennino, Vassallo, si muove Megna, si muove Marra, si preferisce invece ancora una volta Pennino che accelera, Pennino dentro, grande chiusura di Ricotta che fa ripartire Calvaruso dopo il tocco di Virruso, ma ancora una volta importantissimo Ricotta anche in fase difensiva. Qua Pennino ha creduto la giocata fatta in precedenza, stavolta Calvaruso non ci casca. Vassallo chiuso, chiuso in rimessa laterale, proprio il 22 a portar palla. Pennino ha fatto un'ottima giocata, se n'era andato su Calvaruso, poi all'interno dell'area il risultato un po' a metà, ha chiuso bene Ricotta. Quinto fallo da parte dei padroni di casa, che non devono più rischiare, e intanto entra in campo Pitan Fuschi per i verdi. Stavolta sul pallone c'è Pennino, si incarica lui di questa punizione un po' defilata. Parte Pennino, il pallone bassa, l'ha deviato Fuschi, è passato quasi in mezzo alle gambe. Questo pallone chiama all'ordine e all'attenzione i suoi Virruso quando mancano 2 minuti e 20 alla fine di questa prima frazione di gioco. Attaccano gli 89ers. Pennino dentro, Marra non controlla.
cercato il pallone verso Ricotta che si appoggia a Denis che cerca di spostare per andare a calciare, ha rubato bene Vassallo, ha rischiato tantissimo il 22, gliela ruba quasi Fuschi, tantissime proteste da parte del capitano e della panchina dei padroni di casa. E tiro libero, sesto fallo e c'è già Pennino sul pallone. Avevamo detto non dovevano più rischiare questi contrasti, gioco duro i padroni di casa. 2 alla fine, tiro libero per Pennino e per gli 89ers, qualche passo in avanti per Virruso. Pennino dal dischetto del tiro libero, parte il 26 contro Virruso, Pennino, Virruso, risposta perfetta del portiere del 3M che tiene invariato il risultato, l'aveva piazzata abbastanza bene. Pennino ha risposto benissimo Virruso e attenzione perché qui riparte Fuschi, protegge palla, ancora Fuschi, il direttore di gara era molto vicino, non c'è fallo, si lamenta tanto il numero 9, adesso ogni fallo può risultare decisivo perché il 3M ne ha già fatti 5, Pennino ancora sul fondo e ha già subito un tiro libero, Fuschi a ripartire, la Rosa da accelerare, dentro! Non si è appoggiato a Fuschi, non si è appoggiato a Fuschi la Rosa, poi Marineo con le mani, è uscito bene Virruso, ma qua la Rosa ha sbagliato completamente la giocata. C'era Fuschi che si era staccato benissimo per andare a concludere a porta vuota, forse ha preferito invece mettere il pallone in mezzo, ma ha preso solo l'esterno della rete. Megna Lapi, è rientrato il capitano, voleva il pallone Vassallo in incontro, Megna ancora da Lapi che cerca di andare da solo, poi lo ferma Vassallo che sposa, si infila, Vassallo è passato, è entrato il pallone ma c'è un palese fallo su Virruso, carica sul portiere, ha preso un bel colpo dritto in viso, estremo difensore del 3M, aveva segnato Vassallo, tutto fermo, prende anche il giallo per gioco violento, giusto però a mio avviso sanzionare l'intervento e non concedere il gol. Ha preso un brutto colpo di Virruso che per fortuna forse si rialza senza conseguenze, la botta certamente c'è stata. Tutto a posto per Virruso e allora soltanto spavento per i padroni di casa. Il gol non è valido. Dai Settimo, dai ragazzi, ce la fa Virruso e gioca lui, vuole il pallone lungo, ha già chiamato Runfolo, è appena entrata la boa del treno. Virruso gioca lui lungo proprio da Runfolo, si sono capiti poi i due. Vassallo da Megna, gioca alle 22, Lapi cerca sempre di giocare da corre, l'attaccante Boa riesce però ancora a trovare lo spazio né per girarsi né per cercare di trovare la giocata giusta. Picottone rischia, va da Deni, si pressa altissimo, Marrano riesce a rubargliela, qui quasi lo fa Vassallo sulla rosa, laterale 3M, si riparte a Virruso, il mister del 3M vuole che i suoi tengano il possesso senza buttarla, mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Qui Runfolo gioca più pallone la sua partita, poi bene Denisi
in profondità proprio dal Runfolo, che deve lottare, deve coprire, fa fallo, non c'è nulla a Runfolo, palla che arriva a Cottone, Marineo alza la saracinesca e poi tantissime proteste per il fallo che sarebbe valso un altro tiro libero per gli 89ers. Era là davanti però il direttore di gara e non ha sanzionato nulla, quasi andavano sul 2-0 invece i verdi. Marineo ancora una volta a dir di no, è sicuramente lui il mattatore assoluto di questo primo tempo. Qua intanto Vassallo aveva già suonato la sirena e finisce così 1-0 per il 3M questa prima frazione di gioco. Ci vediamo tra pochissimo con il secondo tempo. Vincere o morire per il Lascari Cefalù di Mister Palazzo, che dopo le brutte prestazioni delle scorse settimane ospita a Lilardo la Folgore Castelvetrano, squadra che a sua volta vuole tirarsi fuori dai guai con le immagini prodotte come di consueto da Pietro Piazza. Andiamo a vedere il film di questa partita che inizia subito con gli attacchi da parte della squadra di casa in maglia bianca, con il nuovo arrivato Gallo che cerca di infilarsi in area, bravissimo Sansone a respingere il tiro, poi si fa viva dall'altra parte la squadra rossonera ed è subito pericolosa perché arriva il solito Idrissou sul secondo palo, brucia tutti sullo scatto, il più attento sul cross lungo di Touré. 0-1 a Lilardo, segna ancora Idrissou, prova a reagire il Lascari Cefalù con questa azione sull'out di destra, ancora con Gallo che cerca di puntare, viene atterrato. Secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Con questo replay proviamo a darvi una mano a decidere a vostra volta. Poi Monaco semina il panico in mezzo alla difesa, poi arriva alla sua conclusione dopo il tentativo di Gallo, la palla respinta da Sansone, torna ad attaccare la Folgore, qui ancora un cross per Idrissou, forse un gol più semplice di quello segnato, questa volta se lo divora di testa, ma ancora attacca la squadra ospite con questa incursione per vie centrali. E infine la conclusione messa fuori con un volo d'angelo splendido da Crisafulli, poi sugli sviluppi del corner dopo il tentativo di Pisciotta, colpo di testa, secondo palo, ancora Idrissou, questa volta raddrizza la mira e dopo l'errore di prima realizza il gol dello 0-2 al minuto 44, il momento perfetto per realizzare la rete del raddoppio. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questa conclusione dalla distanza da parte del Lascari Cefalù, palla che si perde fuori, poi fraseggia molto bene la squadra ospite col pallone che viene portato da sinistra a destra con questo cross che arriva da dietro per Erbini, il quale non riesce a indirizzare verso la porta. Erbini che però pochi minuti dopo, sfruttando un errore di impostazione da parte di Palazzo, si porta la palla sul sinistro a tu per tu con Crisafulli, mette il gol dello 0-3 e notte fonda per il Lascari Cefalù. Segna anche Erbini, il gol che triplica le marcature della Folgore Castelvetrano. A questo punto ci si aspetta una reazione d'orgoglio da parte del Lascari Cefalù, che qui manovra praticamente al limite dell'area di rigore, poi va sul fondo con la conclusione che si perde fuori. Poi ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, la palla messa in mezzo, c'è Palazzo ma c'è soprattutto Dennis Sansone, grande intervento per lui in volo plastico, poi altro tentativo e altra parata di Sansone a negare anche il gol della bandiera al Lascari. Lascari che ci proverà su quest'ultimo calcio d'angolo battuto dalla sinistra, la palla che spiova in mezzo, 3 giocatori in maglia bianca tutti soli, e questo errore è il film della partita per il Lascari che perde. È l'ennesima volta che siamo penalizzati da scelte, secondo me, veramente che ci sembra che qualcuno ce l'abbia con noi, perché è la terza volta che succede questo nelle ultime partite, anzi forse pure di più. Devo dire che è una vittoria strameritata, perché sì, è vero che alla fine hanno preso 2 traverse, però se analizziamo 11 contro 11 in occasione, insomma abbiamo tenuto bene il campo, poi fare contro uomini in meno per 20 minuti, un uomo in meno subito all'inizio del secondo tempo, non è facile contro un'ottima squadra che aveva messo in difficoltà quasi tutta, insomma, la classifica, parla chiaro, ma noi non
non meritiamo questa classifica per quello che abbiamo fatto in questo, tranne Gela abbiamo fatto delle ottime prestazioni, ogni domenica raccogliamo meno di quello che meritiamo e oggi i ragazzi si sono superati con una prova d'orgoglio, quindi non mi stupisce di queste prestazioni perché già le avevamo fatte nelle precedenti partite e oggi insomma è venuta fuori una vittoria sofferta come hai detto tu, però dobbiamo analizzare che abbiamo sofferto con gli uomini in meno, quindi ci può stare. Abbiamo raccolto poco, siamo stati risucchiati, quindi c'è nervosismo e dispiace, però devo dire che cioè, sono venuti purtroppo un po' per ingenuità, perché abbiamo pensato anche a quello che succedesse fuori, stava succedendo fuori e se l'arbitro là sulla reazione di Follari punisce il giocatore che lo fa sbattere al muro, questo non succede. Dico, normale che noi ci abbiamo messo del nostro perché ripeto purtroppo stiamo attraversando un momento non brutto di nervosismo, di non serenità perché raccogliamo meno di quello che meritiamo, siamo una squadra levando 2 o 3 veterani, una squadra giovane e quindi un po' di nervosismo, di tensione ci sta. Sono rientrate in campo le 2 formazioni e si può ripartire da questa seconda frazione di gioco. La prima è terminata con il 3M in vantaggio e allora si riparte, si ricomincia con gli 89ers in possesso. Pennino va da solo, sfida a Runfolo, Pennino sul fondo, non l'ha tenuta a Runfolo e calcio d'angolo. Devono reagire i gialli. Strongoli, Menna dentro, era difficile questo pallone orizzontale da parte del 25. Ha dovuta giocare rapidamente Menna per non subire il contropiede. Ruffolo gioca la Rosa, accelera sull'Api, allargato il pallone verso Delisi, si ricomincia da Runfolo, Cottone gioca il 10, prende il centro del campo, poi ancora da Runfolo, la Rosa si muove, Runfolo, tanto spazio per lui, adesso conduzione palla con la suola solita del futsal, poi ancora la Rosa, finte di corpo, Pennino duro ma regolare, ancora il possesso però è per la Rosa che cerca lo spazio per andare a calciare, Runfolo lo fa, tirato un frigobar o almeno ci ha provato il numero 19, non è riuscito però a prendere lo specchio della porta di Marineo che oggi sembra in giornata di grazia. Primo tempo clamoroso dell'estremo difensore degli 89ers e però non basta, sono ancora sotto i gialli. Pennino ha cercato il pallone in verticale verso Strongoli, poi Virruso lungo a cercare Delisi, facile per Marineo e serve l'Api, tanto spazio per il capitano. Strongoli sposta, Ottone mette giù
calcio di punizione, le scuse da parte del numero 10. Ha già il pallone in mano Pennino, sono tutte sue queste punizioni, a meno che non ci sia in campo compagno. Le ha battute anche il numero 7 nella prima frazione. 2 in barriera per Virruso, anzi no, si stacca adesso Cottone perché c'è Megna lì a sinistra tutto solo, preferisce non lasciarlo da solo il portiere del 3M. Carica Pennino, raso terra, colpisce in pieno l'unico uomo in barriera, si trattava appunto di Runfolo. Qui Lapi senza fallo, chiede scusa, rialza De Lisi, si gioca Strongoli da Pennino, voleva il movimento in profondità del suo capitano, rischia tanto, successo alto del 3M, ancora Pennino a tenere il possesso, allunga la palla, lo chiude Cottone, Runfolo regala a Lapi, se l'è mangiato settimo Lapi, che però probabilmente voleva l'inserimento di Pennino. Occasionissima per i Niners, sprecata però dal suo capitano, che forse doveva andare a calciare, ha preferito una specie di tiro cross verso Pennino, che però si era fermato. Qua Elisi sbaglia tutto. Sentite il pubblico che incita gli ospiti, che sono un numero considerevole oggi. Pennino, Strongoli, ancora Pennino, Strongoli punta Cottone, il numero 25 sposta a destro, rapidità di esecuzione ottima, conclusione invece non perfetta da parte di Strongoli, che ha messo fuori, si riparte con il possesso 3M. Cottone rischia proprio su Strongoli, che gliel'aveva quasi rubata. Virruso va a lungo a cercare il Runfolo, ottima la sponda di testa verso Cottone, Lapi recupera, sposta Strongoli, si capiscono ancora una volta in fase offensiva gli Niners, che forse non sono entrati molto bene psicologicamente in campo in questo secondo tempo. Il Virruso ha regalato il possesso per cercare di servire con le mani lungo Runfolo. E allora ancora Strongoli, lui sì che sembra essere entrato bene in questo secondo tempo, più voglioso, più attivo. Megna rischia tanto perché il passaggio di Pennino non era proprio dei migliori. Ancora Megna, sempre servito dal 26. Pennino contro Megna, scambiano sempre loro due questi ultimi palloni, accelera Pennino, è infermabile quando parte il 26, non è la prima volta che lo fa in questo match, si prova a girare Megna, appoggia Pennino, solo Strongoli che mette alto, altra grande occasione per gli 89ers, che però sono tutto tranne che precisi dalle parti di Virruso. Qua ancora Pennino che quando si accende è infermabile. Qua pallone regalato da Cottone, recupera Strongoli, pallone per Lapi, è passato col ripallo, Lapi ancora da Strongoli, si deve fermare il 25, non ha spazio per calciare, riparte da Pennino, Lapi, movimento e contromovimento di Pennino, palla ancora a metà del capitano, e allora Megna dentro per Lapi, prova a girarsi il numero 11, lotta, messo giù, fallo per il 3M per Pallà, trattenuta da parte di Settimo Lapi. Virruso, Cottone ha reso tantissimo, il pallone è regalato poc'anzi, Calvaruso qua bello dentro per Ricotta, Marineo è uscito a cannone senza fronzoli, il portiere degli 89ers
uscita precisa, puntuale e, cosa più importante, non fallosa. Primo intervento da parte del portiere dei gialli questa seconda frazione di gioco. Lui che nella prima è stato molto chiamato in causa. Strongoli alzano il pressing e il numero di occasioni offensive. Adesso gli 89ers, se la vogliono andare a pareggiare il prima possibile, ovviamente lasciano il fianco agli avversari così facendo. Poi recupera il possesso di Russo e si riparte da Calvaruso. Ricotta, lo chiude Lapi. Bene, si riparte con Strongoli. Palla verso Pennino, se ne va ancora una volta su Calvaruso. Gran partita del 26. Ma poi si intendono. È passato in qualche modo Calvaruso sulla palla di La Rosa, scivolata da ultimo uomo, precisa ed importante da parte di Megna qui Marineo, arrabbiatissimo col direttore di gara perché, attenzione, Calvaruso è già ammonito e ha rischiato l'espulsione, ha scalciato nei confronti probabilmente di Strongoli. Nulla secondo il direttore di gara Marineo, è arrabbiatissimo. Adesso si spiega con l'arbitro, ma se lo stava mangiando il portiere dei 89ers, che forse però non aveva tutti i torti. Infatti Calvaruso è stato prontamente cambiato dal suo mister. Adesso è sconsolato in panchina il numero 7, che però deve dire grazie al direttore di gara perché si è salvato. In questa occasione aveva perso la testa, già ammonito, ha dato un calcetto che forse era sanzionabile. Fatto sta che non è successo nulla, si rimane ancora in parità numerica e 1-0 per il 3M. Pennino, anche protesta ancora nei confronti del direttore di gara. Lapi Pennino, sposta Pennino, scivolata, via, affaticato. Pennino, Lapi, gioca lui, ancora Pennino, dentro il pallone, Megna per un attimo, Lapi per il rimpallo, riparte La Rosa, accelera il 13, fermato, adesso sì che c'è fallo. Time out, fermato dagli ospiti.
Rientrano adesso in campo le due formazioni dopo il time out chiamato dagli ospiti. Si gioca con il possesso 3M con Ricotta che ha giocato da affaticato. La Rosa sposta bene su Megna, è passato la Rosa dentro. Chiusura. Poi Marra c'è un po' sul pallone. È stato toccato, non c'è fallo, però perso semplicemente l'equilibrio. Ricotta a sfidare Strongoli. Cade anche Megna che è scivolato. Runfolo spalla a porta, cerca di girarsi su Pennino che però non lascia un metro agli avversari. Ricotta, la Rosa punta Marra, finte di corpo, ancora la Rosa cerca l'esterno, lo ferma bene Marra che va 1 contro 1 destro. Virruso, si era creato una grande occasione il numero 28, rubando palla alla Rosa, presentandosi 1 contro 1 con Virruso. Ha risposto bene l'estremo difensore del 3M. Batte Pennino, vuole forse lo schema, 2 braccia alzate per lui. Megna, c'è lo schema con il pallone che è arrivato a Marra, toccato lì proprio per Pennino che però ha calciato l'alto. La Rosa affaticato, Ricotta rischia tantissimo, ruba Strongoli, non ha lo spazio per calciare, c'è la Pennino che però non impatta bene col destro, ma cicca completamente. Questa era una grande occasione per i gialli. Allora all'indietro proprio ancora per Pennino, questa volta svirgola tutto col sinistro e mette fuori. C'è ancora una vita per gli ospiti per pareggiare, per i padroni di casa per allungare. Affaticato Minnone, rimonta adesso in campo questa seconda frazione di gioco, regala il pallone con il sinistro di Megna che sbaglia tutto. Minnone aveva regalato un pallone bellissimo, importantissimo per gli 89ers per pareggiarla, sbaglia ancora Minnone. 2 errori di fila del 3M, stavolta punisce Strongoli e fa 1-1. Esplode il Pala Don Bosco, non sembrano neanche fuori casa i gialli. 2 errori consecutivi di Minnone, perdonato al primo, non al secondo. Stavolta Strongoli mette dentro l'1-1. Distrutto Minnone. Non è entrato bene, è andato forse a freddo nel secondo tempo, intanto Ricotta aveva accelerato, era ripartito, era passato, è scivolato per scontarsi contro Pennino, rimasto a terra, ha preso il colpo, si è fatto male anche Pennino nello scontro. Speriamo nulla di grave per entrambi. Fatto sta che in qualche modo l'hanno pareggiata gli 89ers con il regalo del 3M da parte di Minnone che pochi secondi prima aveva già regalato a Megna che però non aveva punito. Praticamente 10 secondi dopo si gioca corto e Minnone stavolta regala Strongoli che mette dentro il gol del pareggio momentaneo. Si sono per fortuna ripresi Pennino e Ricotta. Pennino però ha dovuto abbandonare il campo, Ricotta è ancora dentro. Brutto lo scontro fra il 26 e il 27.
ridà palla la rosa agli avversari che l'avevano giustamente buttata fuori. Carruncolo si è un po' con Marra, a suo dire si era buttato il 28, affaticato da Fuschi. La rosa però le finti di colpo su Zappulla, accelera il 13 sul fondo, però termina fuori. Ha già giocato Marineo da Strongoli che va in profondità dal movimento di Marra, che però non è arrivato. Si fa medicare intanto Pennino, attenzione a Marineo, era uscito, ha rischiato il patatrack, di rovinare una partita in cui una prestazione bellissima. È scivolato il pallone, per sua fortuna non era in linea diretta con la porta. Qui Marra, stop, tanto spazio per girarsi, puntare, Marra! Contrastato dal Runfolo che non lo fa calciare in maniera precisa, esce anche Virruso che chiude, mette in calcio d'angolo, qui spazio per Megna che può calciare, invece no, va ancora corto da Zappulla che forse ha preso un colpo da Runfolo. Non c'è nulla però, ci vuole ben altro per rischiare un fallo del genere. Qui Fuschi a lavorare da attaccante boa, quasi a ruba Megna, si gira Fuschi, toccato da Zappulla e calcio di punizione pericolosissimo per il 3M, con la rosa che già sistema il pallone sul punto di battuta. E questo è il lavoro che deve fare il capitano del 3M, il lavoro di copertura palla, sponda e quando può cercare di girarsi si va adesso a confrontare con l'autore del fallo Zappulla. E allora qui c'è una grande occasione sui piedi di La Rosa per il 3M che vuole tornare in vantaggio. Runfolo davanti a Marineo per non far vedere il pallone all'estremo difensore degli 89ers. Carica La Rosa, forte, è stato però fischiato fallo, è stato fischiato fallo di Runfolo su Marineo, è stato spinto l'estremo difensore degli 89ers. Avevamo già visto prima della battuta Runfolo davanti al portiere dei gialli, che adesso si spiega col capitano di Casafuschi. A terra Marineo, fallo di Runfolo, e allora non c'è il gol del vantaggio quando mancano adesso in questo momento 10 minuti alla fine, ma hanno rischiato tantissimo gli 89ers che con il fallo fischiato a Runfolo ai danni di Marineo. Qui La Rosa rischia con il raddoppio, poi però lottando con la garra guadagna il suo laterale. Quasi la rubavano Marra e Zappulla. Si è allargato ancora una volta di Russo per ricevere, non servito da affaticato. Adesso Fuschi, ancora affaticato, Runfolo davanti, il pallone non passa a Strongoli, adesso sì, Runfolo, ribattuta! Stavolta sì, il gol è buono, non c'è niente, ancora una volta in vantaggio il 3M, 2-1, firma Runfolo, che si va a prendere l'abbraccio dei suoi tifosi, fortunato dopo la prima conclusione parata da Marineo. Il pallone gli torna lì sul destro e mette dentro il pallone del vantaggio per i padroni di casa. Importantissimo ritornare su dei verdi.
Qua intanto voleva andare da solo Strongoli, fermato proprio dal Ruffolo, il pallone poi è arrivato a Megna. Ancora Strongoli, Zappu, la profondità verso Strongoli. Difficile questo pallone. Russo sbaglia tutto, ma il pallone è regalato a Marra. Bruttissimo l'intervento di Affaticato, che però si salva soltanto con il cartellino giallo, con Marra che si stava involando verso Virruso, stava facendo un altro regalo i padroni di casa. Stavolta a rischiare è stato l'estremo difensore che era uscito per giocare la palla a pallone troppo lento, troppo morbido, e Affaticato ha dovuto prendere il cartellino giallo per salvare i suoi. Non c'è un tempo Pennino, calcerà Megna, non lo fa, va corto da Zappulla. Ancora Megna, avanti il pallone, si prova a girare Marra, non arriva però il numero 28, è complicato questo pallone da gestire per l'attaccante degli 89ers. Esce Affaticato, Monito, non vogliono rischiare quelli del 3M. All'altro lato si era intanto coordinato Fuschi, che voleva fare il gol dell'anno. La Rosa, Cottone, pallone orizzontale rischioso verso Fuschi, quasi la rubano. Marra, quei brutti confronti di Fuschi, non c'è gioco però per il 28. Già battuta da Cottone la punizione, verticale verso il Ruffolo, anticipo solo per un anno di Strongoli. Batte Cottone, avanti verso il Ruffolo che deve coprire, deve andare a calciare. Il 19, doppietta, Marineo non perfetto in questa occasione, e 3-1 per i padroni di casa. Time out chiamato dagli 89ers, ma questa è una botta fortissima per gli ospiti, vanno sopra di 2 i padroni di casa con la doppietta di Ruffolo. 3-1, non perfetto in questo intervento Marineo, però, che va a macchiare una ottima prestazione fino a questo momento. Cioè Ruffolo ha calciato da una posizione praticamente impossibile, è entrata comunque questa palla calciata dal 19, era importantissimo per il 3M andare sopra di 2-8 dalla fine. Ora vediamo come affronteranno invece al contrario l'altra faccia della medaglia, gli ospiti, questi ultimi 8 minuti che saranno di fuoco. Batte Lapi e si gioca. È entrato in campo Compagno, non rientra, si è rientrato anche Pennino, adesso gioca. Sfida Ricotta, il 26, Lapi, ancora Pennino, Compagno, pressalto comunque il 3M che non vuole rinunciare ad attaccare, allunga la squadra Lapi, non arriva il pallone per lui, Strongoli. Gioca da Pennino, prova il Compagno nei confronti di
Cottone, rimessa laterale, già battuta proprio da Compagno, si fa vedere Pennino, tocco per lui, ancora Compagno, guarda la porta, chiede il triangolo all'Api, non riesce ad eseguirlo il capitano perché è chiuso bene là davanti. Si gioca ancora da Compagno, finta del numero 7, Strongoli, adesso l'Api, il pallone non è uscito, prova a passare in qualche modo, l'Api è passato dentro, Compagno gli è rimasto sotto il pallone, non riesce a colpire Compagno, ma come? Se n'era andato bene l'Api che aveva creato un'occasionissima per riaprire la partita. Compagno ha sbagliato il più facile dei tap-in, non si riapre il match e rimangono 2 sopra i padroni di casa. Ma che occasione per il numero 7, doveva sicuramente far meglio. Intanto a ripartire Pennino, grande chiusura di La Rosa, quando accelera Pennino è infermabile, c'è l'Api solo nel rigore, non l'ha visto Pennino, gioca Compagno che cerca di mettere il corpo davanti per andare a trovare la conclusione, non la trova perché Ricotta ruba. Fermato bene e senza fallo dal 26, ancora Pennino. Compagno, profondità l'Api, contrasta La Rosa, rimessa laterale. Ultimi minuti di lotta per queste due formazioni. Conducono 3-1 i padroni di casa. Qui Pennino voleva il pallone profondo verso Compagno. Complicatissimo però questo per il numero 7. Virruso con le mani, il rischio perché La Rosa è praticamente l'ultimo uomo contro l'Api, si abbassa Ricotta per ricevere, profondità a servire Fuschi troppo lunga. Gioca Strongoli, colui che aveva riaperto il match. Poi ottima reazione del Trem che è andata al 3-1. Pennino si impegna, Ricotta mette fuori chiudendo scivolata, batte proprio Pennino. Compagno cerca di passare in mezzo a 2, in mezzo a 3, non c'è spazio lì però, e allora ancora laterale per Pennino. Vuole andare lungo, grande idea per Strongoli che ha inventato una gran palla, il numero 20. Anche Strongoli, come nell'occasione precedente Compagno, non è riuscito a mettere il piede nella maniera giusta, gli è rimasto un po' forse ancorato al terreno. Qui il russo ha tentato il pallone lungo verso Fuschi che con la testa ha toccato verso Marineo, poi si è fermato Strongoli, Compagno voleva la sovrapposizione e ricomincia dall'Api che prova a girarsi, lo chiude bene La Rosa che poi sterza, passa con la crocchetta, La Rosa dentro per il più facile dei gol, per Capitan Fuschi che dice così è troppo facile. Una giocata fantastica del numero 13 che ringrazia La Rosa per il più facile dei tap-in. 4-1 e adesso allora si può dichiarare festa per il 3M che va sopra di 3 a 5 dalla fine. Adesso è profondo il rosso per gli 89ers, manca addirittura il pallone. Grandissima ripartenza di La Rosa, crocchetta sulla linea di fondo e poi pallone dentro, preciso fra le gambe di Compagno per servire Fuschi a portavoce. Dall'altro lato l'Api l'ha messo dentro il russo, in qualche modo si trova il pallone lì, riparte Ricotta, lo spinge Pennino, sembrava fallo, non lo è. L'Api allarga da Compagno, torna Ricotta. Ha fatto una partita monumentale. Grinta e sacrificio per il 27.
Compagno mette dentro il pallone, rimane lì. Strongoli ancora da Compagno, deviazioni laterale che batte Pennino. Marineo, Lapi, spalla porta, cerca sempre di proteggere, usare il fisico. Pennino si muove, Compagno col tatto. Giocata eccessiva da parte del numero 7, che adesso non deve fare giocate di questo tipo se vuole ancora dare una piccola chance ai suoi, alla sua squadra di andarla a pareggiare. Proprio lui ad uscire, adesso mandiamo il campo. Il vassallo è rientrato. Pennino, Lapi, si è alzato anche Marineo per questi ultimi attacchi degli 89ers. C'è Vassallo praticamente solo là davanti, l'ha visto Lapi, Vassallo sposta, Ottone alza il muro, ancora Vassallo all'indietro, Lapi di prima, rischiosissima la palla verso Pennino che in qualche modo passa, Ricotta recupera, Ricotta, porta vuota! 5-1 il Ricotta che mette dentro un gol che si merita per la prestazione che ha fatto il numero 27. È partita che possiamo dichiarare a 4 minuti dal termine finita con il 3M che porta a casa meritatamente questi 3 punti che servono tantissimo alla classifica dei neroverdi. Qui ha dovuto rischiare l'uomo in campo la squadra ospite, Marineo che era uscito. Recupero palla ottimo da parte di Delisi e di Ricotta con il 27 e poi ha appoggiato a porta vuota per il più facile dei gol. Partita che Corona mette la ciliegina sulla torta per festeggiare questi 3 punti. Ci sono ancora però 3 minuti da giocare e non si vogliono fermare gli 89ers, con Lapi che lotta, Strongoli che perde il possesso, poi Cottone, la ruba Lapi, sposta ancora Lapi, Virruso. Calcio d'angolo battuto dal capitano forte dentro, Virruso col gambone, Ricotta sposta, stava per andare solo in contropiede. Giallo per Vassallo, era già ammonito, doppio giallo e rosso per il numero 29 che esce dal campo, si arrabbia tantissimo per questa espulsione, sembrava forse involontario il fallo di mano. E quindi oltre al danno anche la beffa per gli ospiti che chiuderanno il match, anche uno in meno per l'espulsione di Vassallo. Non abbiamo capito se ha messo o meno volontariamente il braccio questa occasione. Fatto sta che il direttore di gara ha deciso così. Adesso giocano gli ultimi minuti, uno in meno gli 89ers con il tren che fa scuola e gira palla. Faticato Ricotta, faticato, ancora la Rosa, complicato adesso questa parte finale del match per la squadra in giallo. Non affondano ancora il colpo quelli del 3M. Ricotta, faticato, gira ancora dalla Rosa, non c'è spazio, cercano il buco, la Rosa, Elisi, ancora la Rosa, ha faticato la Rosa di prima, Ricotta non riesce a stoppare. Lascia Marineo a Pennino.
conquistato proprio da Ricotta che sposta. Fermato con ancora Marineo da Pennino che trova l'ultima sgasata della partita, va da solo e spinge la Rosa. Senza fallo però, secondo il direttore di gara, era già ripartito Delisi, palla per Ricotta, forse un po' troppo indietro, affaticato, ressalto Megna, spazio per Delisi, gioca dalla Rosa con la punta, Pennino devia, poi Megna a ripartire da solo, sposta in mezzo a due, esce il Russo, che gioca dalla Rosa, tanto spazio adesso per il 3M, va Ricotta, sponda affaticato, Marineo. Altra grande risposta per Ricotta. Mette fuori. Adesso saranno un tiro al bersaglio gli ultimi minuti dopo l'espulsione di Vassallo. Lungo Marineo con la testa affaticato. Rosa. Delisi. Sposta Delisi dentro. Ha messo il piede Marineo, poi Pennino a ripartire, accelera Pennino, vuole andare contro tutti, Pennino sposta, Pennino, Birruso alza il muro, il portiere del 3M e non regala il super gol a Pennino che comunque aveva fatto un'azione super da solo, doveva soltanto mettere dentro il pallone. Birruso però ha fatto una grande uscita. Adesso ristabilita la parità numerica per gli ultimi secondi del match, è entrato Zappulla. Lapi vuole andare da solo, ha fermato Bignone. Verso Lapi, prova la sponda col tacco, bene da Megna, gioca da Zappulla, puntato affaticato, pochissimi secondi al termine, Megna, Lapi, controlla, si prova a girare il numero 11, finita di corpo, Mignone, gran chiusura, riparte la Rosa chiude Pennino che guarda la porta, svirgola completamente e finisce qui, triplice fischio, suona la sirena, 5-1 per il 3M sugli 89ers, portano a casa 3 punti importantissimi davanti al proprio pubblico i nero-verdi. Un saluto e una buona serata da Davide Sgroi e Sportisti.